Moggio Udinese. 8 morti. La splendida abbazia danneggiata gravemente. Il chiostro seminato di macerie. Il municipio in tende, le case sventrate, gli abitanti senza un tetto. Muta il paesaggio, ma la situazione si ripete uguale per un numero impressionante di paesi. Sulla strada Pontebana che porta al confine austriaco, ancora frane, ancora edifici crollati. Ci si rende conto di cosa significhino 119 comuni colpiti, 13.000 alloggi distrutti, 46.000 alloggi lesionati. Cifre queste relative ai danni del primo sisma e notevolmente aumentate dopo le ultime violente scosse. Sempre in questa zona, molto gravi i danni arrecati dal terremoto alla Val di Resia. Resiut, classificata disastrata, ha subito lesioni molto rilevanti. Molte case dovranno essere abbattute, oltre a quelle già crollate, perché pericolanti ed inabitabili. Resia era una località turistica che puntava ad una sempre maggiore valorizzazione della sua bella collocazione. Dovrà ricostruire gran parte delle sue strutture turistiche ed abitative, andate distrutte. Oseaco, frazione di Resia, ha subito i danni maggiori. Il paese è quasi interamente crollato. I vigili del fuoco cercano di aiutare la popolazione a salvare le poche cose rimaste, prima che tutti gli edifici disastrati vengano definitivamente abbattuti. Poche figure impietrite dal dolore guardano crollare sotto i propri occhi ciò che il friulano ha di più caro, il valore fondamentale della sua esistenza, la sua casa. Crudelmente, le tremende scosse di settembre a questo dolore ne aggiungeranno un altro, altrettanto profondo, quello di dover lasciare anche la propria terra per cercare rifugio in zone più sicure. Per una popolazione così profondamente attaccata al proprio focolare ed al proprio paese, non poteva esserci tragedia peggiore. Altra valle montana raggiunta dal terremoto è la Valle del Meduno. Disastrati i paesi di tramonti di sotto e di sopra, tra le più antiche e suggestive località del Friuli, caratterizzate dalla loro bellissima architettura spontanea. Posti di richiamo turistico hanno avuto gravemente danneggiato proprio quel patrimonio ambientale unico che era la loro principale attrattiva. Qui le tendopoli erano sorte ai piedi di montagne ancora incappucciate di neve. I bambini avevano trovato all'inizio le tende un'avventura strana ed insolita, ma con il passare del tempo il disagio di questa vita innaturale si era fatto sentire sempre più acutamente, fino a diventare insostenibile. L'inverno, da queste parti, arriva molto presto. Vicini alla zona dell'epicentro tellurico, Bordano e Braulins, sulla destra del fiume Tagliamento, hanno subito danni molto estesi, come del resto tutti i comuni situati in questa fascia di territorio.
A Trasaghis i morti sono stati 21 ed il paese pressoché totalmente distrutto già dalla prima scossa è ridotto ad un impressionante cumulo di rovine dalle quali non era stato possibile recuperare quasi nulla. Per rendere ancora più drammatica la situazione, molti di questi paesi e frazioni, la cui ridente collocazione nel verde contrasta dolorosamente con le vaste distruzioni visibili anche dall'alto, sono rimasti isolati nei primi giorni a causa delle enormi frane che ne interrompevano le vie d'accesso. Un fenomeno che si è ripetuto purtroppo anche dopo i terremoti di settembre. Questa serie impressionante di scosse ha inferto un colpo gravissimo ai già delicati equilibri idrogeologici della zona. Intere pendici sono state sbriciolate e profonde fenditure tagliano come ferite i fianchi delle montagne. È questo un altro dei tanti immensi problemi aperti dalla catastrofe. Le rovine sono ovunque si guardi, ossessive nella loro iterazione. Per chilometri si incontrano ad ogni passo cumuli di macerie, che erano case, e di cui spaccati mostrano gli agghiaccianti interni, dalle suppellettili incredibilmente intatte, ed in cui la vita di ogni giorno si è arrestata di colpo, in molti casi per sempre. A Forgaria, uno dei comuni più colpiti di questa zona, sono morte 71 persone e le devastazioni provocate dal sisma così estese da aver praticamente cancellato questa bella località. Reparti stranieri, affluiti subito nei primi giorni, hanno provveduto a sgomberare rovine, a recuperare suppellettili, a demolire edifici pericolanti per rendere transitabili le strade ingombre di detriti.